Ami il tuo cane, ma non riesci a comunicare con lui? Ti piacerebbe che diventasse il tuo miglior amico in maniera educata, fortificando la relazione affettiva? Ora c'è chi rende possibile questo, addestrandolo a domicilio, dove tu ed il tuo amico avrete la possibilità di imparare insieme. Feeling Dog. Siamo specializzati nella ricerca e sviluppo della gestione della condotta del cane, usufruendo delle ultime ricerche in campo etologico e psicologico. Feeling Dog realizza obbedienza base avanzata, si occupa della gestione di problemi comportamentali, cani attori, dog sitter e altro ancora. Feeling Dog, una garanzia per il tuo cane. Per maggiori informazioni contattaci al numero 345 0172 087 oppure consulta il nostro sito www.feeling-dog.it. Feeling Dog, perché anche il tuo cane merita una possibilità. E 1, 2, 3, siamo pronti. Buongiorno e buona mattinata, sempre su RC Radio e sempre sul nostro portale audio video venetoglobe.com. Sorridevamo, prima di annunciare Gabriele, perché ci ha chiesto Roberta se sta bene con le cuffie così. No, ma avevo un problema con le cuffie. Ma sei avevo in tema? I riccioli che no, ma che sei in tema, perché hai chiesto assomiglio più a un barboncino oppure a un cocker. Esatto. Quindi sei in tema. Infatti. Sei in tema di istruzione. E Gabriele infatti mi ha risposto no, uno shiatsu. uno shih tzu. È uno shih tzu? Shih tzu o shiatsu? Shiatsu è un'altra shiatsu cosa. È un massaggio. Mirko è un po' in pallone. No, io tra massaggi e cani non capisco più niente. Allora, parliamo con Gabriele Oliva, istruttore cinofilo. Allora, chi è l'istruttore cinofilo, Gabriele? L'istruttore cinofilo è una figura oggigiorno abbastanza importante perché ricopre più aspetti comportamentali per quanto riguarda appunto l'insegnamento di diversi comportamenti nei cani, no? È una figura molto importante perché tratta quello che può essere anche le terapie comportamentali, quindi assieme a un veterinario comportamentalista, certo, però ecco che a differenza di un educatore cinofilo, l'istruttore deve avere delle competenze per quanto riguarda patologie come possono essere fobie, aggressività e tanti altri problemi che purtroppo, come abbiamo detto più volte, vengono fuori e c'è bisogno di la conoscenza per poter trattarle, visto che sono cose molto delicate, ecco. Per cui la TV tra l'altro ha favorito anche sì, queste nuove figure, no? Sì, da molte una parte infatti, da una parte c'è stato un grosso vantaggio perché si è dato a conoscere una figura che prima non era molto conosciuta, esatto. e quindi sicuramente a me personalmente mi ha beneficiato, però sì, è vero che da quando esistono queste trasmissioni ci sono dei grossi problemi perché la gente, tra virgolette, cerca di imitare queste cose che vengono fuori in televisione e purtroppo quello che viene fuori in televisione di vero c'è solo un 5%. Sì. Ricordiamoci che sono dei programmi televisivi di intrattenimento, quindi dal punto di vista dell'apprendimento devo dire che c'è ben poco, purtroppo. C'è più spettacolo. Infatti Cesar Milan e avanti dicendo sono cose che alla gente può risultare molto attrattiva e molto divertente da vedere, poi purtroppo la realtà quando si lavora con animali è ben diversa, ecco. Infatti è per quello che lavoriamo io e te con te, perché animali così non ne abbiamo altri, quindi sono solo io che posso lavorare con Gabriele, capisci? Immagino. Ti ho salvato questa volta, appunto, ti ho salvato. In corner, ma ti ho salvato. Allora, Ho Gabriele, visto Roberta che stava sudando. Sì, esatto, bravo. Mi fa sudare. Vedi che ormai la capiamo tutti e due. Bene. Mi dica. Allora, a parte che ci sono delle domande che sono arrivate dagli ascoltatori, ma volevo un attimo rimanere sul fatto dell'educazione del cane, che è importante per la vita dall'inizio, insomma. Decisamente è importante perché purtroppo non so per quale motivo quando si parla di animali non si ha ancora il concetto dell'educazione. Cosa ben diversa invece quando abbiamo a che fare con la nostra stessa specie, quindi il bambino lo porti a scuola perché c'è bisogno comunque di una parte educativa anche là, c'è bisogno dell'apprendimento, quindi il parlare correttamente, lo scrivere correttamente, eccetera eccetera. Questo purtroppo qua in Italia si sta solo adesso ci stiamo avvicinando a questa cultura, dico così perché se andiamo in paesi come può essere la Germania, tu non vedrai mai nessun cane che sia fuori posto, nel senso tutti i cani, addirittura parecchi vanno senza guinzaglio, senza nessun tipo di problema. Questo succede perché nella cultura
dei tedeschi c'è proprio dal momento che si ha un cucciolo l'idea di portarlo a educare. Ritengo che semplicemente la differenza tra noi e altri paesi sia questa, perché anche qua oggigiorno ci sono le competenze per farlo. È ovvio che abbiamo già parlato che ci sono diverse metodologie, io credo che ce ne sono alcune meglio di altre, comunque questo logicamente compete alla gente a osservare e decidere cosa ritiene più opportuno per il proprio cane. È comunque vero che uno non ci pensa, insomma, perché dice vabbè, un cane, e invece fa male. Sì, perché comunque già bisogna partire proprio dalla scelta dell'animale, no? Quando andiamo a scegliere un cane, di solito la gente lo sceglie basandosi sull'aspetto fisico, ok? Quindi la morfologia dell'animale. Questo è un grosso errore, nel senso che è ovvio che il cane ci deve piacere, ma dobbiamo prima analizzare che caratteristiche ha questo cane per vedere se è compatibile a quello che è la nostra vita nel quotidiano, no? Perché io dico sempre, se io sono una persona che spesso sto guardando la TV in poltrona, mi muovo poco, il Border Collie è un bellissimo cane, per carità. Però se sono una persona pigra non fa il caso posso arrivare a diventare un attimo matto, insomma, con un Border Collie, perché sono animali molto dinamici, hanno bisogno di movimento, hanno bisogno di fare attività. Non è per te, e quindi te lo sconsiglio vivamente. Un mastino napoletano può andare bene per me. Ecco, già i mastini sono animali molto più lenti, pacciosi, molto più pacciosi, sbavano un pochino, però sbavano un pochino, ti fai la doccia gratis. Mentre per Roberta che cane vedresti bene da accompagnamento su? Questa mattina diciamo che Roberta è una donna molto elegante, quindi grazie. Un barboncino di quelli tutti. Sì, un barboncino di quelli belli. Ti vedo bene col barboncino. Molto bene. Allora, domanda. Il gioco, Gabriele, ha un ruolo importante. Certo, il gioco ha un ruolo importante perché è la miglior maniera che gli si può presentare al cane quando arriva il momento di apprendere un qualcosa. Se tu qualsiasi animale, compresi noi, lo obblighi a fare un qualcosa, ecco che l'apprendimento non è più tanto divertente. Quindi non per niente il cucciolo, quando è con la madre e con il resto dei fratellini, impara quello che è l'inizio dell'inibizione del morso, quindi il controllare il morso con gli altri cuccioli, si crea uno stato di gerarchia già in quel momento, quindi viene costruita questa gerarchia. Cominciano a sviluppare quello che è la sequenza di caccia e tutto questo viene fatto all'interno di un contesto di gioco, e quindi ritengo che sia fondamentale. Quando si va a lavorare con cani inserire questo contesto. Una grossa differenza che c'è, o perlomeno che io utilizzo nella mia metodologia, che è appunto la metodologia Orsi, è l'utilizzo corretto di quello che sono i motori sociali. Oggigiorno c'è ancora la tendenza a usare motori egoisti, e quindi per motori egoisti intendo tutto quello che può riguardare cibo, cose che interessano al cane. Questo va bene in fasi iniziali, perché in fasi iniziali dobbiamo utilizzare un qualcosa che noi chiamiamo condizionamento operante, che serve per insegnare diverse azioni al cane. Quindi, in poche parole, attraverso il rinforzo positivo, la maggior parte delle volte risulta essere il cibo, andiamo a gratificare ogni volta che il cane riproduce un comportamento che noi ricreiamo. Però col passare del tempo dobbiamo inserire questi motori sociali che ci permettono, diciamo, lavorare a lungo, lavorando molto sull'aspettativa e permettendo al cane che lavori per relazione affettiva. Questo non lo dico io, ci sono studi scientifici che dicono che il motore più forte che c'è al mondo per farci fare un qualcosa è appunto il motore affettivo. Ovviamente questo richiede dei processi non indifferenti, è un lavoro, insomma, che deve seguire le sue tappe, però assolutamente è possibile. D'altronde, se non fosse così, gli animali che sono da lavoro, quindi animali che vanno a soccorrere più volte, animali che lavorano in ospedali, che fanno pet therapy, non dovrebbero stare sempre col crocantino, quindi questo non sarebbe possibile. Non sarebbe il massimo. Anche perché il cane si sa che ha le capacità di fare dei ragionamenti come li facciamo noi, quindi in poche parole anche loro hanno dei processi cognitivi e quindi possono arrivare a dare soluzioni
proprio attraverso un ragionamento, utilizzando le informazioni che loro hanno acquisito nella loro vita. Questi argomenti e questi metodi sono trattati da te a Sernaglia della Battaglia nel vostro corso che fate ogni sabato, no? Nell'FCS Training, anche se questo riguarda puramente appunto un aspetto sociale. Però, e si insegna ai cani il giusto approccio nei confronti del Quanto manca, regia? 5 minuti, bene, 5 allora minuti. Sì, domande. andiamo con le domande. Allora c'è Manuel di Conegliano che ti chiede quali razze vengono usate per il soccorso. Vedi che stavamo Una parlando di curiosità, questo. infatti ci siamo agganciati. Come razze di solito viene usato molto il Labrador, il Golden, che hanno un ottimo fiuto, anche il pastore tedesco non è male, poi viene utilizzato molto il Terranova, il San Bernardo, anche se forse il Terranova più per soccorso in acqua, no? Quindi queste sicuramente sono tra sicuramente le 3-4 razze più utilizzate, anche se non bisogna mai generalizzare, perché quello che si va a verificare quando si vuole fare un lavoro di quel tipo con un cane è proprio vedere le capacità di fiuto che ha il cane, quindi per capirci potrebbe essere anche un bastardino, okay. non è detto voglio fare un lavoro di fiuto, devo farlo con una determinata razza. Mi ricordo che tu avevi detto nelle puntate precedenti che stavi lavorando su un particolare cane. Cosa avevi inventato? Il cane cos'era? Su cosa stavi lavorando? No, mi sbaglio? Oddio, lavoro su così tante cose che adesso mi metto in difficoltà anche a me. Non mi sovviene, quindi ne parliamo in altre occasioni. Altra domanda. No, volevo sapere invece una curiosità per quanto riguarda il cane da soccorso. C'è proprio una scuola dietro a questi cani, voglio dire, c'è un bel impegno. Certo, è un bel impegno. Diciamo che non lo si può paragonare a quello che può essere l'approccio di un cane di famiglia, però sicuramente per cui c'è un rapporto tra conduttore e cane, sicuramente. Infatti la metodologia Orsi, che è quella che noi applichiamo, che vanno pari pari, insomma. Sì, è molto versatile, quindi va bene per il cane di famiglia come va bene per il cane da lavoro. Infatti ci tengo a dire che ho cominciato proprio preparando cani d'assistenza, quindi per quelle persone che hanno non hanno capacità motori, quindi sono in carrozzina eccetera eccetera, che hanno bisogno di qualcuno che gli apra una porta, che accenda una luce, oppure che porti un telefono, un telecomando. Questo si può assolutamente fare, e dal mio punto di vista questo risulta impensabile se l'animale non ha una relazione affettiva molto forte col suo guida. Ecco, mi viene in mente per esempio una persona cieca. Qui non c'è un cane migliore degli altri, mi pare di aver visto un po' di tutto anche in questo caso. Anche se devo dire che in questo tipo di lavoro c'è più la tendenza a utilizzare cani retriever, quindi Labrador, Golden, tutti questi cani qua. E col pastore tedesco è già più difficile vederlo, perché è un cane che ha delle caratteristiche molto più forti, quindi sicuramente ce ne sono, ma i più visti sicuramente sono o Golden o Labrador. Ok, si adattano meglio a questo tipo di lavoro. 2 minuti, ultima domanda. Livio di Marino di Piave chiede come educare un cane adulto cresciuto in un canile. Allora, per quanto riguarda l'educazione, quando si parla di cani più o meno è la stessa, perché le componenti sono le stesse. Qua parliamo invece di un cane che proviene da un canile, quindi come al solito bisogna fare un'analisi approfondita per capire che difficoltà ha questi cani. Beh, intanto speriamo sia stato trattato bene. Parlo di difficoltà perché nella mia esperienza in questi 11 anni ho potuto vedere che il cane che viene dal rifugio, per quanto sia trattato bene, quindi sicuramente ci sia gente per quanto riguarda la struttura, quindi da quel momento che sa come comportarsi, quei cani subiscono sempre qualche tipo di trauma, chi meno, chi di più, ma e quindi bisogna cercare di capire e analizzare per poter, dentro un contesto educativo, preparare un percorso. Per cui c'è proprio un percorso da fare, c'è sempre un lavoro. C'è sempre un percorso da fare. Per questo motivo la gente tante volte pensa che il lavoro che io faccio a domicilio è puramente per una questione di comodità, invece è, come ho detto più volte, per ragioni comportamentali, nel senso che se noi andiamo a lavorare un cane nell'ambiente in cui si muove, quindi comprendendo tutte le distrazioni, perché anche qua è un particolare del mio lavoro, nel senso che io lavoro in maniera opposta a tutti gli altri, nel senso che di solito si va
si parte con stimoli molto bassi fino ad arrivare a stimoli più alti. Io fin dall'inizio lavoro con tutti gli stimoli possibili. Evidentemente è più difficile sia per me che per il cane, però sono sicuro che a lavoro finito il cane già sta lavorando in un ambiente reale e non come spesso succede che si lavorano con due mosche attorno e quando il proprietario va a fare la sua vita normale in un parco il cane non risponde più, perché si tratta proprio ancora una volta della gestione dello stress, della gestione degli stimoli, del corretto bilancio a livello emozionale e tutto questo chi ci prepara un percorso deve poter saperlo, soprattutto trasmettere queste cose al proprietario del cane. Noi con Gabriele Oliva abbiamo fatto un excursus in quest'anno gigante, perché sappiamo tutto ormai, sappiamo tutto di istruttori, quindi potremmo cominciare anche io e Roberta a distruire qualche cane. Che cane ci daresti da istruire? Un bastardino di quelli proprio Ma io comincerei con un cane tranquillo. Esatto, molto tranquillo. Soprattutto Anche per perché, te, soprattutto sì, per te, immagino. deve stare tranquillo. E ringraziamo Gabriele. Dove lo troviamo, ricordiamo Gabriele? appunto come poterti contattare, Gabriele. Allora, mi potete contattare telefonicamente al 345 017 2087. Bene. Oppure per chi preferisce la tastiera Tasteriamo. può contattarmi al gabriele@feeling-dog.it. E permettimi un saluto a tutti i nostri amici Tu spagnoli. vivi per questo, Ma a tu me vivi- piace un tu sacco vivi quando per Gabriele. questo. In perché, spagnolo. ricordiamo che Gabriele è, per quelli che non sapessero, insomma, è di origine argentina. Vuoi che imiti anche il Papa? No, assolutamente no, ma se a saluti- richiesta, a richiesta. Assolutamente no. Andiamo a salutare. Ma se saluti tutti i nostri amici spagnoli all'ascolto. Beh sì. Bueno, pues un saludo a todos los latinos. Me ha gustado mucho esta nueva estructura, la verdad que la gente es la misma, pero la estructura es nueva. Senti come capisco io tutto. Y bueno, espero seguir teniendo muchos seguidores y un abrazo muy fuerte a toda la gente que nos sigue. Grazie Un Gabriele, abbraccio, grazie un abbraccio. per essere stato qui con noi. Senti la mia padronanza, hai sentito, no? Vabbè. Va bene, andiamo con i cani, va. Andiamo avanti. Ami il tuo cane, ma non riesci a comunicare con lui? Ti piacerebbe che diventasse il tuo miglior amico in maniera educata, fortificando la relazione affettiva? Ora c'è chi rende possibile questo, addestrandolo a domicilio, dove tu ed il tuo amico avrete la possibilità di imparare insieme. Feeling Dog. Siamo specializzati nella ricerca e sviluppo della gestione della condotta del cane, usufruendo delle ultime ricerche in campo etologico e psicologico. Feeling Dog realizza obbedienza base avanzata, si occupa della gestione di problemi comportamentali, cani attori, dog sitter e altro ancora. Feeling Dog, una garanzia per il tuo cane. Per maggiori informazioni contattaci al numero 345 0172 087. Oppure consulta il nostro sito www.feeling-dog.it. Feeling Dog, perché anche il tuo cane merita una possibilità. Ami il tuo cane, ma non riesci a comunicare con lui? Ti piacerebbe che diventasse il tuo miglior amico in maniera educata, fortificando la relazione affettiva? Ora c'è chi rende possibile questo, addestrandolo a domicilio, dove tu ed il tuo amico avrete la possibilità di imparare insieme. Feeling Dog. Siamo specializzati nella ricerca e sviluppo della gestione della condotta del cane, usufruendo delle ultime ricerche in campo etologico e psicologico. Feeling Dog realizza obbedienza base avanzata, si occupa della gestione di problemi comportamentali, cani attori, dog sitter e altro ancora. Feeling Dog, una garanzia per il tuo cane. Per maggiori informazioni contattaci al numero 345 0172 087. Oppure consulta il nostro sito www.feeling-dog.it. Feeling Dog, perché anche il tuo cane merita una possibilità.
Ami il tuo cane, ma non riesci a comunicare con lui? Ti piacerebbe che diventasse il tuo miglior amico in maniera educata, fortificando la relazione affettiva? Ora c'è chi rende possibile questo, addestrandolo a domicilio, dove tu ed il tuo amico avrete la possibilità di imparare insieme. Feeling Dog. Siamo specializzati nella ricerca e sviluppo della gestione della condotta del cane, usufruendo delle ultime ricerche in campo etologico e psicologico. Feeling Dog realizza obbedienza base avanzata, si occupa della gestione di problemi comportamentali, cani attori, dog sitter e altro ancora. Feeling Dog, una garanzia per il tuo cane. Per maggiori informazioni contattaci al numero 345 0172 087. Oppure consulta il nostro sito www.feeling-dog.it. Feeling Dog, perché anche il tuo cane merita una possibilità.